L'onorevole Margherita La Rocca Luvolo, eletta recentemente nell'UDC, tiene a precisare la sua permanenza nel gruppo dell'ARS del partito di Cesa. In tanti avevano pensato che le sue dimissioni da capogruppo per aver rifiutato le assunzioni di nuovi collaboratori l'avrebbero portata a sposare nuove destinazioni politiche. Io ho un ottimo rapporto col Presidente Musumeci, lo rispetto moltissimo, devo dire che l'80% della mia scelta di andare a sostenere la Presidenza nasce proprio dal Presidente, quindi su questo non ci sono, credo che molti lo sapessero già durante la precedente legislatura, durante la XVI legislatura io ho sempre avuto un buon rapporto col Presidente Musumeci, però qui nascevo e restavo veramente in un contesto di centro dove ero stata eletta 5 anni fa, continuo a restare all'interno del partito e non ho assolutamente intenzione di andare via e a maggior ragione devo dire attenzionerò quello che accade, non è che se sei capogruppo succede qualcosa, se non lo sei succede altro. Io per esempio alla mia collega che ora è il capogruppo, l'attuale capogruppo, l'onorevole Lo Curto, io l'ho detto subito quando mi stavo dimettendo e intanto non mi stava nell'ordine delle cose forse che da qui a qualche mese mi dimettessi per la doppia carica eccetera. Questa situazione ha accelerato il processo inevitabilmente. Seconda cosa, da semplice componente del gruppo non è che all'indomani ho fornito i curricula per farmi fare io i contratti, non lo faccio se non ho persone adeguate e devo dire io qualche figura adeguata ce l'avevo eppure non l'ho messa fuori per evitare che si dicesse che il capogruppo metteva assolutamente no. Quindi la situazione oggi è questa, io sono all'interno dell'UDC, almeno che non mi butti fuori qualcuno e allora anche questo sarà di dominio pubblico se dovesse capitare.